Compro Siciliano Live, puntualissimi come sempre a mezzogiorno. Ben trovati a tutti quanti. Preparatevi perché oggi sarà una puntata veramente straordinaria. Noi siamo in tantissimi a far parte di Io Compro Siciliano, ma sicuramente fra di noi ce ne saranno tanti che hanno già visto un suo concerto, che l'hanno visto esibirsi da solo, suonare a fianco di grandissimi del mondo della musica non solo italiana, ma qui parliamo di big internazionali. Oggi abbiamo l'onore di avere con noi Giovanni Mattariano. Buongiorno. Giovanni, ben arrivato. Salve, grazie per l'invito e tanta bellezza a tutti, insomma. Complimenti per questa magnifica iniziativa. No, noi complimenti li facciamo a te. Tu hai fatto più di 2000 concerti in tutto il mondo, o da solo all'interno di orchestre o accompagnando grandi artisti. Non ti stanchi mai? Bene, insomma, ho dedicato la mia vita alla musica, la dedico continuamente a questo mondo artistico speciale, insomma, a parte questo periodo di sofferenza e di dolore che viviamo. La musica in qualche modo cerca di dare dei contributi umani. In tal senso ho dedicato, insomma, in quest'ultimo anno la mia vita musicale a comporre brani e dedicarli un po' a tutti, insomma, a chi anche ha vissuto un po' di sofferenza. Insomma, quindi Quindi quest'anno di fermo, quest'anno senza concerti, lo hai dedicato alla composizione? l'ho dedicato alla composizione, sì, e ho scritto anche alcuni brani, ne ho scritto una decina, ma in particolar modo ho scritto un brano che si chiama Luz, dedicato un po' all'anima delle danze del mondo, in particolar modo alla danza cubana. Il brano è appena uscito qualche giorno fa in edizioni e ve lo faccio vedere. È questo qui. Si È chiama un'immagine Luz. molto rappresentativa. Sì, è un'immagine di un balcone di Valencia. Le edizioni Sentirarte sono nuove edizioni italiane e stampano con fotografie di luoghi speciali riprese in giro per il mondo, e all'interno ci sono anche delle frasi poetiche e poi, insomma, la musica che racconta le scene, insomma, del suono e della vitalità dell'arte. L'Italia è una nazione d'arte straordinaria, e la Sicilia in particolar modo con i suoi 390 paesi. Io penso sempre alle varie direzioni dell'arte che ogni giorno insomma, si incrociano, si intersecano. Se in realtà ogni persona immagina qualcosa ogni giorno, già abbiamo 390 idee da produrre solamente in Sicilia, perché abbiamo 390 paesi. Se poi sono due, tutto ciò si raddoppia e via di seguito. Quindi, come dire, viviamo in una terra fantastica, meravigliosa, è pronta ad aiutarsi in qualsiasi momento, e l'arte è come dire, un percorso unico e sensibile, che è a disposizione di tutti coloro che vogliono dare un grande abbraccio a queste terre stupende. Giovanni, ma con questo nome Luz è possibile che abbiamo anche noi un video da poter vedere e ascoltare insieme? Sì, ecco, Luz è esploso, come dire, è un brano che è stato eseguito da decine e decine di musicisti in varie parti del mondo, dall'America all'Argentina, a Buenos Aires, ma anche in Messico, in Guatemala, in Russia, in tantissime regioni d'Italia. E quello che stiamo per vedere da dove arriva? Vediamo un po', perché su YouTube allora, lo abbiamo vediamo e poi lo circa... commentiamo insieme, ok? Sì, ok, Vediamo va bene. insieme. Grazie.
Aspetta, ma qui era un'orchestra, che cos'era? Sì, sì. Quello lì è un ensemble di Catania, si chiama Calamus, è un ensemble creato da un mio collega, si chiama Carmelo Dell'Acqua, con cui collaboriamo da diversi anni e ci conosciamo da tanto tempo. Abbiamo realizzato questa primo momento d'insieme dopo che il brano è stato eseguito da una trentina di colleghi in solo oppure con le percussioni oppure in trio, insomma, abbiamo realizzato poi questo video speciale e quindi ringrazio tutti coloro che hanno partecipato per la bellissima emozione. Ma colgo l'occasione, ho sempre con me accanto il mio strumento, eccolo. Io speravo, qui. ho un clarinetto, un sassofono, non si sa mai. Sì, e quindi magari vi faccio sentire dal vivo le note di questo brano. Sì. E queste sono le note. Sfido chiunque stia ascoltando, sia collegato ad essere rimasto fermo. Vorrei io foste inquadrati voi, perché lo so che stavate tenendo il tempo col piedino. Insomma, grazie. Questo è Luz, è uno dei tanti brani che ho composto in questo periodo, ma poi mi sono dedicato anche all'anima romantica dell'abbraccio verso tutti e ho composto un trittico con 3 brani. Il primo, questo sempre all'inizio della pandemia. Okay, quindi siamo praticamente un anno fa ormai. Un anno fa esattamente, Luz l'ho composto il 19 marzo, proprio è stato un momento, in una giornata, e l'indomani, il 20, ho composto un altro brano che si chiama We Dream. Però tu mi devi togliere una curiosità, Giovanni. Sì. Tu mi dici, in un giorno ho composto un brano, cioè tu prendi, lo butti lì e non ci ritorni l'indomani, dopo una settimana, dopo un mese, a fare dei cambiamenti, delle correzioni. No, lui arriva da solo, prende vita e puff. Una gravidanza rapida praticamente. Ma considera, Eliana, che io appartengo a quella scia di musicisti chiamati improvvisatori. Sono un improvvisatore. Ho cominciato la mia vita di musicista improvvisando e quindi diciamo che la mia composizione nasce così spontaneamente. Estemporanea. Così estemporaneamente. Ti faccio un po' un esempio anche di cosa può essere l'improvvisazione, anche perché noi siciliani apparteniamo a quel grandissimo contenitore della storia creativa che è del mondo del jazz, con il pregio di appartenere è tutta la scia creativa del mondo della storia della musica. Mi pregio di appartenere nel mio piccolissimo spazio, io direi che è uno spazio un po' più importante, però. Uno spazio d'amore, ecco, perché il suono è un'espressione dell'amore e quindi quando canta il suono canta anche l'amore, che è rappresentata da questo bellissimo nome che è musica, che rappresenta appunto l'espressione più alta della dea dell'amore. Ed è una delle grandi arti, si può esprimere in tante maniere, con la composizione, chi la esprime con l'interpretazione di ciò che viene composto,
l'improvvisazione, poi la produzione artistica e anche la didattica. Quindi, diciamo, la musica è un insieme di tante cose che poi viene poi infine indirizzata verso il dialogo sociale, perché la musica e come tutte le arti vengono rappresentate in una scena per tutti, insomma, per tutti coloro che hanno bisogno, per chi ha bisogno di gioia, ha bisogno di respirare profondamente. Allora, ti dicevo prima, ti faccio sentire qualcosa, faccio sentire Giovanni qualcosa che riguarda Io compro siciliano, vediamo cosa viene per fuori. il mondo dell'improvvisazione, cosa può essere? Per esempio, cercando di immaginare, non so, un breve momento, un intreccio tra swing, non so, mi viene in mente musica così araba, musica popolare araba. Prova a improvvisare qualcosa. A te? No, ma che spettacolo, è bellissimo perché spero cioè, che è come se il suono arriva bene. Benissimo, arriva molto molto bene ed è veramente bello, anche perché per chi ci sta seguendo, soltanto per noi, soltanto qui e ora è venuta fuori questa bellissima esecuzione di Giovanni Mattagliano e noi ti ringraziamo tantissimo, anche perché, cioè, voglio dire, cioè, noi siamo qui, siamo in tanti, siamo bellissimi, siamo siciliani, però c'è fra i tanti un signore nel mondo che qualcuno avrà sentito nominare che si chiama Sting. Ora qualcuno l'avrà sentito cantare qualche volta. Vi facciamo vedere un video e così vediamo se riconoscete qualche suono che ora ci potrà suonare sicuramente ancora più familiare. Giovanni, ma che cosa significa suonare accanto ad un mostro della musica internazionale quale Sting? Questa è una delle mie esperienze tra le più belle, insomma, che ho vissuto, molto emozionanti, anche umanamente fantastiche, oltre che musicalmente, artisticamente. Abbiamo passato insieme una giornata intera, lui durante le pause faceva yoga e lanciava sorrisi a tutti e io ho avuto questa opportunità, questa fortuna di poter duettare con lui in questo brano che tutto il mondo conosce, che è Englishman in New York, in un progetto stupendo che è stato Sinfonicity, dove lui andava in giro
per alcune città speciali, così da lui considerate, del mondo, e lì si univa ai musicisti, e noi abbiamo avuto questa grandissima opportunità a Palermo nel 2011, nell'estate del 2011. È stata una grande emozione, ecco, un'emozione vissuta in musica con grande animo da parte di tutti i musicisti presenti, tutti i colleghi stupendi dell'orchestra siciliana. Noi stiamo ripercorrendo in qualche modo alcune tappe della tua carriera, non solo attraverso la tua musica live che ci hai regalato, no, così generosamente, ma anche sfruttando il nostro Paolo Gatti in regia, che non basta tutto quello che fa, gli facciamo anche mettere su questi video fantastici. Colori d'anima mediterranea, cos'è? Colori d'anima mediterranea è uno faccio le domande a saltare io, dei miei tanti in una carriera così larga sì, non sì, è che sì, vado a saltare di qua e di là. Sì, va benissimo. È uno dei miei tanti progetti dedicati al colore del nostro animo, ecco, al colore dell'animo del suono e della terra d'arte, la terra poetica, alle terre del Mediterraneo, ed è un progetto che, diciamo, che porto avanti ormai dal 2013-2014, quando diciamo tornavo da una lunghissima tournée durata 8 anni, dal 2004 al 2012 ho lavorato con la cantante Tosca e ho girato tutta l'Italia, in lungo e in largo, tutte e 21 le regioni, e poi una delle tournée più speciali che ho fatto, insomma, tra i circa 400 concerti che ho realizzato in questi 8 anni, è stato un tour che ho fatto nel Salento, in Puglia, e ho girato circa 30 paesi, e ho approfondito appunto il sapore dei colori dell'anima mediterranea, che è qualcosa di straordinario, appunto legato. Allora vediamo e sentiamo insieme questi colori d'anima mediterranea. Questo è un video dedicato appunto a quell'esperienza. Guardiamo. E così abbiamo scoperto ancora un'altra volta di Giovanni Mattagliano. Abbiamo un paio di messaggi prima di salutarci, perché questi 20 minuti sono Giavola TV. Salutiamo Luca Leonardi che ci ricorda sempre l'hashtag Io Compro Siciliano, e ne approfitto per ricordarvi anche il nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com. Ci saluta John Blandi da New York, buongiorno anche a te John. Ancora Salvatore Musso, anche lui, saluti da New York. Ci seguono tutti dall'altra parte del mondo. Vincenzo Spinelli che augura buongiorno a tutti quanti, così come Marco Galli che ti saluta, dice Giovanni ciao, ti saluta grazie, anche ciao Alberto Marco Pellizzari, sì, ciao Alberto, un grandissimo artigiano.
Mauro Todoro che dice bravissimo, eccezionali eccellenze di questa bella terra. E ancora Maurizio Tumminia che saluta tutti quanti e fa ovviamente i complimenti a Giovanni Mattaliano, dice bravissimo. Tito Puleri che dice musica amica per tutti i tempi. Luigi Malerba che augura buona giornata e ringrazia, ancora i complimenti di Matteo Magro, sono tantissimi i messaggi. Andrea Gerini che dice bellissimo anche il pezzo. Ah, è appassionato di Sting, dice anche Desert Rose, gli piace. Serena Alcalà dice direi piuttosto che è stato Sting ad avere la fortuna di cantare in compagnia No, di sua insomma, signoria Mattaliano. È vero, no, Serena hai ragione, sono d'accordo con te. troppo Sarà buono, lui. Ma tu troppo buono. vuoi mettere, cioè tutti gli altri clarinettisti si saranno nascosti dopo aver visto questo video. Hanno detto, no, io per sì e per no, mi No, faccio no. da parte. Hanno suonato in playback, hanno messo la tua registrazione sotto e poi hanno fatto finta. Giovanni, Mm, noi mi sa che dobbiamo organizzare un altro appuntamento per raccontare anche le tue poesie, per raccontare tutto un altro mondo con, d'arte che ti riguarda oltre a quello della musica. con piacere, grazie Diana per questa bellissima occasione. Io comunque suono sempre per l'anima di tutti i miei colleghi e tutto il pubblico che ama ascoltare la musica e volare sognando ad occhi chiusi o ad occhi aperti, a scelta. È sempre all'interno di uno spazio di grande amore, perché la musica si occupa di questo, di irrorare messaggi d'amore. Grazie Giovanni Matteliano per essere stato con noi qui all'interno di Io Compro Siciliano Live. A presto! Grazie a voi, un abbraccio e a presto. Io vi ricordo che un nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live sarà ovviamente domani, come sempre, a mezzogiorno. Buona giornata!